Sono arrivato qui in te ville di Cacellin, Villa Cacellini, quando ormai il sorelli al declinave. E avviò di lui come che al busciave con la luce, gli smons, assomiava una sinfonia. E i morars, sui pras, schiarnissas dall'unviera, parevano una partiture, come che chi vien ascoltate comò. C'è biel e hai pensato che lei chiatassi dall'unviar, il cur dall'unviar. Ma chiatassi in una stanza clippe, plene di amis, là che si può contare in allegrie e in pace. Magari ven d'oglie un alc, canosciude, una croste di formaggi, una gotta di vin e magari il fuc piat, che insomma è quasi il pensiero, che si dismuove e che porta via i nui, o forse anche il freddo, le glace, o il scuro. Perdonatemi, non mi sono anche mai presentato. Io mi chiamo Jacopo Valvason di Manià. Mi conoscete? No. Nascut anno domini 1499, una data straordinaria per le nostre patrie, perché i turchi correvano dal Friuli. Io conoscevo i turchi? Che sì. Io sono stato arlev di Dre Michisot a Vencion. Lo conoscevo? No. Sever, straordinari, mi ha spiegato che le 7 arts liberai e sono come il chianto delle anime a ti permettono di trasformare le grammatiche in poesie e le poesie in storie. Lui è stato arlev di un più importantone di lui, Andrea Morone, che lo conosceis. Alla fevelà di lui Lodovico Ariosto. Ecco, Furlans. Cioè basta fevelà di un foreste lo conosceis tutti.
Ma che gli altri che hanno lavorato qui e studiato qui, nie, una brutta genie anche quel del Furlan, sempre dal tributo a quel che vendi fur, perché al somè che sedi più importante, invece che i maestri mi hanno insegnato veramente, veramente tanto. Loro sì, le accademie no, nie, non mi ha voluto, mi ha tenuto fuori dalla porta. Le accademie, golose di duce che non compet il nostri territori. Non mi ha mai amato le accademie, mai. E per questo hai preferito gli scarpis, i stivai, metti tal paltan, la torpa li sostari, se ti passù gli stories dai antics, e magari sgarpetant, vie pai tiamps, come che fa Santiamò, qualche biat, calcrot in che storie, so di lidris, degli arbui, chiatà, fibule, oppure da di una parete, di un'eglise, trascrivi una epigrafe e rendisi conto che dentro di una tombe e possei pui vite che no dentro dal Parlamento regionale, là che somè che gli smumis e fevelin, ma tanto, nessun, arriva a capilis di stesso. Mi hanno domandato, anno domini 1560 vot, di mettere insieme una descrizione della patria del Friuli in 4 libri. E io, us giuri, hai spudato sangue, hai lavorato per mettere le donne, hai fruato poi di qualche penne di occhie per la scrittura, e anche di cip, e anche di passaris, e anche di cius, e anche di fasans. Ecco, il cius non l'ho mangiato, che gli altri sì, duci. Però le penne e iude, e è venuta fuori una storia enorme, in 4 libri, che favelava dai tistiei, dalla comunità, dai tiapitui, dai predis, dal paesaggio, dalla storia, la veneta pazienza, gli dissi io. In realtà, l'ora si chiama la veneta sapienza. Una volta che me l'hanno commissionata, mi hanno chiamato a Udin, dalla stanza del Parlamento, e come ho uslei le maniere come che mi hanno pagato per tutte queste fatture. Allora, queste è le affermazioni di Francesco Duodo, luogotenente della patria del Friuli in nome di sua reverendissima azzurrità, il Doge Serenissimo. Beat lui, disio. Allora, a finiscusi e al dis per Franciscum Duodum locum tenentem imperatum est et vetitum ne eos libros in lucem ederet, neque cuiquam illos describendi copiam faceret, immo ipsos comprimeret et in tenebris nunquam solem amplios visuros conderet. Allora le ridade le mettude io. Però il testo è un evore lugubre e al dis che lui, Francesco Duodo, luogotenente della patria, al comande e al viete che queste opere e podi sedi stampade, mai, e al domande e all'impetre e al comande che nessuno la può di lei e che nessuno la può di trascrivi e ansit che i libros arrestin par simpri sepulis talis tenebris di qualche biblioteca per sempre. E per 500 anni così all'estate. Fin quando anche un beat, poi beat di me, Agnul di Borg, ma non lo conosceis, per caso ha tirato fuori queste storie. E voi, io sono resurito proprio per contare. Potens, accademie, università, sono sempre compagni, sono sempre i stessi. Pensate, le università a Padue. Tu dici Padue, ma tu senti nominare Vignesie, la Serenissima. Io pensi che a Vignesie e ai professori di Padue dal Friuli non si è mai interessato niente. A manco che non fossero ingegneri, interessava l'en
lo hai fatto il calcolo, lo chiatais dentro da me descrizione, 1600 arbui per fare una nave. E aveva di nas, Vignesie, 1600 arbui. Io credo che se il monte si ribaltasse e non fosse Padua l'università di riferimento al Friuli, ma fosse Trieste, la situazione sarebbe sentiamo pies. Al Gambie Paron, all'entre l'imperial, però, e in un siump lontano. Una volta io ho pensato che, ma è una roba così lontana, così incredibile, straordinaria, che non mi par vera, che non succederà mai. Capodessi, essi, Udin, Università dal Friuli. E dopo io ho pensato che la ministra sarebbe sempre compagna. I professori dell'Accademia non credo che si fermaressero a chiantare queste nostre patrie. Perché? E allora la descrizione, i boschi, i pras, i riu, gli feminis, i oms, la fadie, i borgs, i clas, Friul, rosa ventorum, il cur dal mont, tramontane, mesdì, sorelli a mont, sorelli dievat, la me patrie, la nestre patrie. La patria del Friuli è paese posto nella regione di Venezia che da Bonderni è detta Marca Trivigiana, circondato d'ogni intorno a guisa di teatro, dall'Alpi, dal fiume Livenza e dal Mar Adriatico, la cui larghezza si stima da 60 miglia, la lunghezza 55 e 240 di circonferenza. Verso l'oriente confina col Norico superiore et parte con la Lapidia, ch'ora si chiama il Carso. A mezzogiorno col mare. A ponente guarda i Trevigiani e i Cadorini, popoli di Reti, et verso tramontana termina con la Zeglia, detta da Plinio Celia, et coi Taurisii Norici, con la presente popoli della Tarvisia. Questa regione nei primi tempi fu chiamata Carnia, ed perfino oggi la parte montana situata verso settentrione conserva il nome. Da poi territorio di Aquilegia, da quella città, la quale essa metropoli di questa provincia, et Poscia fu detta Foro di Giulio, dalla colonia foriulense, o, come vogliono alcuni, in onore di Giulio Cesare. Et altri giudicano che avesse questo nome assai per innanzi dalla gente Giulia, et ultimamente Patria, così appellata dai signori veneziani perché, ritornando loro dopo la guerra sul Friuli, soleano dire «andiamo alla patria», come in gran parte nativi d'Aquilegia et di Concordia, colonie antiche di Romani nominate per Attila re degli Unni. Ma io credevo piuttosto che ella abbia preso il nome dalle patriarchi d'Aquilegia, insieme col territorio che si possedevano, così di qua come di là del fiume Piave, perciò che in tutti i privilegi di re et di imperatori che donarono castelli et ville di questa provincia di patriarchi, sempre vien detto, posti nel contado, quando nel ducato di Friuli, perfino a Carlo IV, et d'indi in poi, pare a me che fosse stata chiamata patria in logo di patriarcato, per la brevità del parlare.
Questo paese, dunque, è tutto lieto di vaghi colli e chiari fiumi, e ameno di belle e spaziose campagne, molto comode per le cacce, e cellagioni d'ogni sorte, quantunque d'aere freddo, et sottile per la vicinanza dell'Alpi, et per cagione de venti boreali et settentrionali, che quivi spesse volte si sentono violenti. Con tutto ciò, al pari d'ogni altro, è copioso di vini che nascono nel piano et nei colli, molti eccellenti, lodati già dagli antichi greci et romani et al presente celebrati da molti principi et signori d'Europa, come anco frequentati. Copioso, dico, sì che mi viene affirmato che negli anni fertili si suole tirar fuori per uso per Venezia e per i vicini paesi di Germania oltre 50.000 botte. Là, onde Erodiano scrisse con verità che questa regione, in suoi tempi, rendesse grandissime entrate di vini, ma all'incontro egli è per la maggior parte povero di grani, sì per rispetto delle molte campagne arenose e di tanti rapidi torrenti che rodono del continuo, ed spesso inondano le pianure, come per la poca cura dei contadini in coltivar le terre, e tanco per le grandini ed tempeste alle quali è sottoposta alcuna parte di quello. Produce biade, vini, carni, pesci, frutti ed erbaggi in tutta perfezione, oltre i marmi et pietre meschie, et lirovori, larici, abeti et pini altissimi per l'arsenale, per le fabbriche pubbliche et private, et appresso miniere di più metalli. Ma per l'esperienza fatta dai nostri più di una volta, non riescono così bene quantunque quelle d'oro, di cui Strabone fece menzione, fussero ferme et copiose fra tutte l'altre di Europa. Cui non voleresti al vivi in tunecchiere così, profonde, ma di memorie, di bielecce, di tante sioretat, cui stianivis plenis di vin e gli spanaris plenis di farine. Eppur quasi ducce le han chiamate patrie. Alle stramp, no? Come che parfin vignesie, quanche la gaffet al 1420, e si inventa le storie che i loro antenati venivano di chi? E con che giustificazione e disin di tornare alla loro patria e tornin a chiappale, a conquistare. Ma ognuno alla acclamate patrie, al boin, quanche al boin al rive e si sente sul pic dal Mons Maior e al chiale, davanti ai suoi voi e al mostre ai suoi guerirs longobars e al dis che chi sarà le nostre patrie. E prima di lui, quando sono arrivati i Goths, e hanno fatto le stesse robe. E i Longobars, con Alboin, le hanno sigillate. E i Romani si chiamò prima. E hanno messo le loro picche sulle chiere di Aquilea e la chiamavano patrie. Ma che erano prima dai Romani la chiamavano patrie di stessi. E che erano prima di loro hanno chiamato patrie. Perché patrie vuol dire le chiere dei paris. Le chiere dei vons, degli antenati, di chi che sono passati prima di te, e non importa cui calere, che il calmetteva il pit di qua o di là, dal confin o dal Chermin, perché le memorie reste piade sui ventiars, dai claps dei paesi, parfin dal pantan, dagli spocis, le memorie taccadice, si trasforma, e passino i secoli, miliardi di anni, e alla fine ti par di essere sempre stato chi, ma tu sei nome di passaggio. Anche tu sei di passaggio. Anche tu, anche io. E quindi non è una roba che non scompet per sempre le patrie, perché la sono che i manigols, che ogni tanto
e vuole sostenere che le patrie a di essi iscrivute dentro di una bandiere e che tal non di queste bandiere i figli se han di morire. E si dismentei sempre di segnare però i figli di che altri, mai i loro. E su queste nostre patrie, per miliardi di anni, i pari se han fatto morire i figli. E per questo a mi piace chiamarle matrie. Sì, è vero, io avevi proponuto all'Azzurrissimo di scrivi descrizione dalla matrie dal Friuli, ma l'Azzurrissimo, forse per via del colore cianotic, alla dite che non conveniva. E invece ti ho i crot, che sedi, cheste, la tiere dagli smaris. Perché che, e lo dissi io, che sono restato warfin, se no due ci vin le fortune di ve fis, due ci vin vut le fortune di ve une mari. E io podarei domandare su un par un, c'è che si riguardais de vostre mari. Sì, è vero, è vero. I libri dal diritto e fevelin di patrimoni, però dopo si mettono insieme col matrimoni, che è più intrigante, è più interessante, sei compagnas di una femmina che tu amis. Come la prima che ti ha amato e che ti amerà per sempre. Anche quando che tu hai chiappate e ti sbandona perché non ti puoi sopportare. Le mari. Gli smaris di queste nostre patrie si sono fatte straversare dalle storie. Sono loro che sono restate, quando i villassi sono stati bruciati, quando le figlie sono state violate, quando non era stato né altri che paltan e cinese, loro arrestavano. E quando partivano i figli per là agli guerris, loro arrestavano. Qualcuno io aspettava, se anche mo continua a aspettare dentro dalle chiere. Là che il cur dagli smaris a continua a batti e per questo io insisto e continuo a insisti che queste nostre è una matrie che purtroppo massa di spesso e ven comprate ore presente, aven offerte sul marchiata che il calà poi zechins di buttai sul liet dopo averle doprade come che fosse una puttane o sulle tavole dopo aver mangiato a sospese una patria che viene imbroade proprio perché che si crota una matrie a dovente un imprest aven domesticate come che fosse un demal di che tu porti speade alle chiadene come une vacchie di molgi fin quando ti dai il lat e dopo tu le copis per doprai le piel per fai scarpes une matrie, une mari scrotade, tibiade, violentate dal silenzio colpevol dai plui. Discorrendo poi sopra il governo di questa regione, dico che la
C'è avuto discuti sul governo di questa regione. Sì, è vero, lo hai scritto io. Ma coventi al discuti sul governo di codesta regione. Ese una robe di pandi in pubblico il governo di codesta regione. E manco mal che entrate le musiche. Scusa, non c'è scolpe tu. Tu hai smettuto delle voci bielissime, sulle voci ruspiose che hai scritti io sulle pergamene, ma il governo di questa regione. Io mi vergogno a definirlo il governo di questa regione. Mi par di sentile, Vignesie. Io sono Venezia, io sono donna, io sono cristiana. E intanto a me dicono che hanno già attaccato a costruire da plane furlane una città, donde di palme, e la clamaran nuove, come tavie, palme, par fermà, e dicono che i vengono di lontano. Una fortezza, la fortezza d'Europa, e dicevi, fortezza Europa. I pensi che queste affermazioni vedi tanto successo dai miliardi di Heinz che seguiranno, perché il governo di questa regione pensa che i castan di che altre bande alle miglior che restin di che altre bande. Una è combricola di disperati, massimamente di bosniacs, e dicono che fa impore che se di una invasione che viene su dai Balcans, e ancora, e dicono che da ur a se di le intelligenze dalla sublime porta, che noi non abbiamo capisci che vuol dire la sublime porta, le influenze dal turc, dagli ottomani e io sbelein gli ottomani, ma troppe man sanno loro di mettita li sacchetis di Cheiatris. A sono i 1000 mani che hanno il governo di codesta regione. E alassin morì fur di queste fortezze i frus, i piccui, i vecchios, che non tiatin il pan. Perché è vero, alla ragione il Senato dal governo di questa regione, quando al dis che è ora di finire, che noi si impos e quindi pensare prima a noatris e dopo a cheiatris, che prima e quindi pensare ai nostri figli e dopo ai figli di cheiatris. Potrebbe anche essi un discorso legittimo, ma qui sono i figli di cheiatris? Ed indula venino e percevere sino di vepore. E hanno sempre pandute le pore del turc, ma non eri in turcs, eri veramente una brigade di muars, di fam. E quando tu muris di fam, tu robis, perché non tu has niatri, ce fa, tu has una speranza che va a smamì. E dicono che sportin gli stradis, che entrin in tastiases e che non domandin il permesso. Lo vino domandato, no, il permesso, quando si entras dagli stiasis di Cheiatris, quando vin sgosat gli spis di Cheiatris, quando tal non dalla bandiera di una patrie che magari non erano neanche le nostre, i vin partindù di Gioldi, la tiar di Cheiatris. D'altronde ci si può dire al pratindi, quando gli sclappi sul cul, scusami, ma lo hai chiatato scritto in un manoscritto, il cul dal governo di codesta regione è un cul veneziano che si sprace per Triestin. Quando il cul sant, ma sempre cul dal vescul è anche quel un cul veneziano. A saran clapis santis e vain e non fasin ridi e si dismentein. È quasi una forma incredibile
di mancanza di identità. Ma è cese questa identità. Perché non si arriva a pandile pensando che il suo segreto più grande alle proprie le intersezioni, alle il misclicciamento, alle il riconoscersi dentro dagli sgrusi dal mondo, dentro dal sospiro. Dice che gli altri hanno panduta la storia. C'è l'identità, se no un inquintrassi, un doprà le mani partirassi dentro e non per sburtarsi di fur. Il governo di codesta regione c'è il fatto per arrivare a farnos più umans di prima. Perché io ho sempre pensato, forse perché l'azzurrissimo mi ha negato le pubblicazioni, ho sempre pensato che la storia degli Oms fosse una roba splendorosa, bellissima, meravigliosa, come il mosaico di Aquilè, ma tu donne di puers mosaicisti che avevano la sapienza dal fa. C'è molto fatto a viodi le figure, sedute gli stessi se sono compagni, e c'è molto fasie, le artiste, a metti donne, gli snotis, sedute gli snotis se sono compagni. E c'è molto fasino no a chiattarsi in ligrie, a discuviergi le bellezze del sta insieme, si non rivin e gli oldi proprio dalla differenza. Il governo di codesta regione si è dismenteato di tutte queste storie. E i furlans? E c'è che il resto dei furlans piesano chiamò. E quindi ben a urstà di chiatassi il governo di codesta regione. Perché ognuno ha là il governo che si merette. E vain a si lamentin, a mugugnin, a blasteming, ma non fasin nie veramente nie per cambiare. Dormino? No, forse come no, qualche dunga si è dismotto. Non sai, forse, ma io mi domandi, quanto dormin a mancul, si insumino di alc, perché è un'effate d'altilimento, picciole, che vengono dalle aghe sulle nole, dentro dal scus di una nole, e si chiama peones, e ven via palagnotto, con la fumate, e ven chiantant, a potresti chiantare un sghiribiz, se magari al venfuro giusto un sghiribiz piccinin, che non si fa pensare a un'effate d'altilimento che vengono sulle aghe, no, ma è un sghiribiz piccinin, no, ma sì, una virgolutta, un'effate. E io quasi mi commuovo, perché le fate a che voi lì, e ti dice, Duar, Furlan, fai bei sogni. E ti mette anche dentro dal voli che il piccolo savalon, che quando si dismovin a binore, alle che il grignel, no, di savalon, che li smaris a mancula me, e noi gli avevin, mettint il deti in bocchie, con la saliva, il spudac, e dopo non gli avevin fur dagli scei, se a pensare come a mi ven quasi di ingropparmi, poi per la saliva. Duar, Furlan, buinegnot, lasse lavorà in pace il governo di cotesta regione. Le utopie alle un siump, ma bisogna farlo qui voi viers. E probabilmente dismovinsi di che il torpore arrivaressi in avvio di cetan mior, c'è calfas il governo di codesta regione e impararessin a insumiarsi dagli robis restans dismos e forsit la robe e potresse anche cambiare. Gli uomini e le donne di questa regione sono d'aria chiara ed aperta, di bianca et viva carnegione,
d'intelletto acuto et presto, onde tutti quelli che s'hanno dato all'arti et scienze nobili o alle armi et corti hanno sempre fatto ottima riuscita. Ma egli è vero che pochi ne escono per essere lontani dai principi e dalle corti, ed forse per non aver di questi tempi molti personaggi del paese che gli diano mano et gli prestino favore et aiuto. Il linguaggio, dei quali è una corruzione del latino come d'altri d'Italia, meschiato con parole spagnuole ma con assai più francese, ed perfin oggi i contadini, più che i nobili, usano molte voci latine, per il che questa lingua è difficile a chi non è natio del paese, età dell'invido alquanto, et si scrive con difficoltà. Ma nelle gentildonne par c'abbia non so che di grazioso. La Palmont, io no ai plui pitic, cui come vuol, mi ha de venire a chiatà. Stoi sulla me, si ben che non so ric. Pur vogliessi vagabond che io puoi di fa, par pantana di sé truspi il gargat, tant cul mio mood che hai fat. S'io non sai quindi scrivs al mudagliat, e s'io puarti l'arpeggio sotto l'ambizione, s'io sai riparare col scritto il fat, di là fuor dal paese io non so bon, ca non vivi il crot fuor dal pantan, e mal fai lui, salmude abitazione. E Ghioldarin, da conversazione, dal pup, dal cuc e dal napolitan, e di qualch'altre a me furbo o minchion, a chiase vostre non us manchi un pan, per me e paiamesi in libertà. C'è crodis tu chiatà con la lontan, alle plui fum cui rost in tacitat, son discomodis tutis les grandecis, troppa se stesse sierf la dignitat. Perdut è qualche amar in tas dolcessis, e la fortune è suspere e contrarie. Vue nos fas fuarce, doman nos fas chiarecis. Io mi chiati content, stant in talarie, con la chiani vedogne e all'occorrenze no trop di là lontane la panarie. O ben, o mal che hai dit, al vent dal cur, cus brame allegri e in atris funzions. Dimmi, veso anche modi sta trop fur, quan tornareis o arriveri gli amis? Risolviti une volte, o dentri o fur. Vignit con semenant al bearz, e sarà fra 2 mesi il temp del marz. E dopo che il di promettimi di sei chi non mangi mai plui ni les ni rost, sin vostre santitat plui d'un bocal di vin nos vedi che stidi a vost. Vignit, cu luce trutte in tal canal, piarin cu la vuate e cul nasson, e quais perché i chiams cul speronal. E vivi, e fevelà di cristian, suse chenti di no, di che calfan, non la sa fa il polac o il galizian. Chi nas grazie di Dio, bon pan, bon vin, chi non cognos par nuia il castiglian, ca non vorres par prim miarc l'ebreo. Ben, cum occhi hai scontrat l'italian,
io torni in chiariade a che sboccon. Salu spar garb, glutilo par scute e pan. Io dinsi dei stranir sa confusion, che chest nestri Friul, alle un país fuart, al par d'ogni altri, e biel, e bon. E però, soi risolt che i 4 dis che hai di vivi in quest mont, sta di ca verit, con la me canaiole e cui amis. È vero, eh? È un'elenghe, come chi è scritto, che suona tan biele, con le gentilezze dagli feminis, con le grazie dagli feminis. Lis vesio vudis, mi varessin iudat col serenissimo, e pensi. Perché gli feminis furlanis son fortis, non hanno nome le grazie, ma può importare le disgrazie, se alc a non va ben, e san smuarsea, e san anche inrabbiarsi, e san anche affrontare i pis, e tira fur appidadis qual si sei, comprenduti il governo di codesta regione. E allora è arrivato il tempo del conseit, il tempo di tornare a scunisi, come che si diceva una volta. Sperando di non tornare più di fra 500 anni, cioè 500 sono passate, sono state vonde, ma uslassi nome con queste piccole riflessioni, in sompe, in struc, di ciò che si incontrasse. L'identità è veramente ripeade ai lavris e alla grazie dagli nestris feminis, perché la lenghe che io dicevi è graziose e la vessitude si trasmette per vie dalla mare e per questi la clamin la lenghe mare. È una lenghe che si trasmette quando che arriva a supà il latte dalla tette e arriva a gioldi dentro dei lavris le dolcezze di quel nutrimento e a ti fas vivi, e a ti fas cresci e scugni essi una lenghe che a fas diventare sacrosante l'identità. Anche perché l'identità che passa per la lenghe non è nome le me, e non è neanche nome le to, o le so, è di due che la imparin, che lenghe. E qual si sei la posso imparare, cal sedi il cuc, cal sedi il castiglian, cal sedi il napoletan, come calciante Ciro di Pers. E allora, pensando a chist e al Friul che vegnerà, e voatri si veis, vois che lo viodin, Giacomo, i miei si sono studati 500 anni fa, io vuol sperare che queste nostre matri o patri o clamaile, come chi voleis, forse per risolvere la questione basta clamare Friul, col suo nome, e poi di essi una chiere che insegna le solenghe, non nome ai suoi figli, ma anche ai figli di che altris. E anzi, ti arrivi a capire che non è differenza tra i suoi e che altris, perché due sono i figli dalla chiere, e che queste chiere, di tramontane e di mesdì, di sorelli dievate, di sorelli a mont, crogere, strente, inquintri, intersezione, biele, chiere, biele, stele, a buon pro dal Nestri e dal suo destino. Secchie e le vene de me poesie, si ben ch'io non mi intendo ortografie, di quanchi dis, sei fami tignin bon, ringrazio assai le vostre cortesie, ma farine e no crusche al mio casson. Marta Riservato.
Elisa Fassetta, braves, gutes dos. Marta ha riservato Elisa Fassetta, braves. Braves e bieles. Bravissime. Es arrivata Eros? Oh, se no era un calo dall'Eros, non mi pareva il caso. Prego.